Buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di venerdì 12 novembre. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino di Belluno. Il titolo principale: Contagi, Veneto a quota 1000. Un'altra fiammata dei contagi, a nord-est un quinto dei nuovi casi dell'intera Italia. Per ora resta la collocazione in zona bianca, occupazione degli ospedali non allarmanti. Il tema viene ripreso all'interno del giornale Italia corsa dei contagi, più 37% in 7 giorni, richiude mezza Europa. In aumento nuovi casi e ricoveri, restrizioni in Belgio, Olanda e Germania. Dicembre è un mese chiave, interessati al richiamo almeno 6 milioni di over 40. E poi da questo sguardo generale a quello regionale e interregionale: Veneto oltre 1000 contagi, Friuli altri 7 giorni bianco. La Fondazione Gimbe: sono necessarie restrizioni su base comunale o provinciale. Villanova della Lega: carenza di medici, qui gli specializzandi di altre regioni. L'incidenza sale a 115,3 ogni 100.000 abitanti. Nelle rianimazioni i posti letti occupati adesso sono al 4%. Questi alcuni dati che indicano l'aumento dei contagi, un problema al quale certamente bisogna prestare grande attenzione per il bene di tutti, naturalmente il bene della salute, ma anche il bene relativo al funzionamento di tutti i vari settori della società. I centri storici si blindano, stop alle proteste, no pass. A Belluno un volantino invita tutti a radunarsi alla stazione ferroviaria. E poi il Gazzettino affronta altri temi di carattere nazionale che hanno caratterizzato la giornata di ieri. PNRR, Draghi ai sindaci, è nelle vostre mani. Gentiloni, allarme ritardi. Standing ovation per il Presidente del Consiglio all'Assemblea dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. I primi cittadini: serve un reclutamento extra di 110.000 funzionari per attuarlo. È il problema del personale in cui si dibattono molti comuni italiani. E poi ancora avanti andiamo su una pagina che il Gazzettino di Belluno dedica alla ripresa della stagione invernale. Ski e Green Pass, bentornate Dolomiti. Dopo 18 mesi di stop e 130 milioni di investimenti, dal 27 novembre operativi 1200 km di piste fra sostenibilità e tecnologia. La nostra sfida al Covid da parte appunto delle Dolomiti. Da Cortina a Milano la stagione invernale è inaugurata da una mostra immersiva. E arriviamo sulle pagine che il Gazzettino dedica alla provincia di Belluno. Pagine che si aprono con questo titolo: finti vaccini, medico arrestato. Un ginecologo emiliano di 64 anni in manette dopo la denuncia di una mamma bellunese, la figlia sottoposta a falsa immunizzazione. Sono 79 i Green Pass sequestrati, tutti emessi per pazienti che in cambio di denaro volevano evitare la profilassi. Spiega il Gazzettino: è stata la mamma di un adolescente bellunese a capire che qualcosa non andava. Il padre, da cui è separata, dopo essere stato contrario al vaccino, aveva portato la ragazza a Ravenna a immunizzarsi. La donna ha quindi segnalato l'accaduto alla procura, che ha accertato come la ragazza non avesse alcun anticorpo. Secondo l'accusa, il medico di base ginecologo che è stato arrestato avrebbe consegnato 79 Green Pass falsi che i suoi clienti pagavano profumatamente. Il gruppetto bellunese, papà, figlia e nuova compagna dell'uomo, avrebbero pagato 1.500 euro. Indagato anche un poliziotto. E a questo tema viene dedicata anche la pagina 2 del Gazzettino. E sempre sul tema contagi, vaccini,
Castagnata San Pietro, il sindaco sconfessa, nessuna autorizzazione. La rassicurazione del primo cittadino, qualora l'emergenza rientrasse, nulla vieterà di fare degli eventi. E ancora, domani le manifestazioni No Pass ripiegano sul piazzale della stazione a Belluno. Dopo la presa di posizione di Ascom, individuato un nuovo quadrante per ospitare l'appuntamento. Sarà aperto sia ai vaccinati che non vaccinati, microfono aperto per le proprie esperienze. I commercianti avevano infatti suggerito di spostare il sit-in fuori dal centro. Ora è intervenuto il ministro. Il Consiglio Comunale ha preso posizione sulle sparate che accostano le immunizzazioni alla dittatura. Contagi in classe, molti riconducibili a genitori no vax. Questo un altro titolo degli articoli di approfondimento della questione proposti oggi dal Gazzettino di Belluno. Ma cambiamo argomento, passiamo alla consegna del premio San Martino che è avvenuta ieri, giorno di festa del patrono di Belluno ma anche della diocesi. Che emozione il San Martino! Evento unico al Teatro Comunale per la consegna dei riconoscimenti del 2020, quando era stato cancellato per il Covid, e del 2021. Villabruna, Aldo Villabruna, uno dei due premiati, il merito di tutti i miei compagni di viaggio, Giorgio Zampieri, l'altro premiato, ho impressi dentro di me i volti dei tanti volontari. Entrambi i due premiati sono stati indicati come esempi per la loro capacità anche di fare volontariato. Piogge di monetine da 1 centesimo. È un mistero. Ne ho trovate tante, erano disseminate sul marciapiede, in tutto raccolto ben 3 euro. O si è trattato di un buon tempone o stanno facendo una ricerca sociologica sul comportamento. Questa è la spiegazione di questo caso particolare di tutte le monetine trovate disseminate a terra. Siamo sulla pagina di Feltre. Il comune aiuta gli artigiani, credito agevolato alle imprese. L'amministrazione, investendo 60.000 euro, diventa il garante dei finanziamenti. L'impegno economico del Consiglio dà il via all'erogazione di 700.000 euro. Tumore al fegato, i medici feltrini salvano una donna, l'iter operatorio seguito da una equipe multidisciplinare. Addio a Gemma Basei, l'anima del volontariato cesiolino. L'ex infermiera era presidente del gruppo Anteas Monte Perina. I tubi spargono il virus e spacca tutto. Un 68enne ha rubato e distrutto l'impianto di irrigazione del centro Altanon ritenendo che diffondesse gas velenosi. Nei giorni scorsi è stato colto in flagranza dai carabinieri. Nella sua casa metri e metri di condotta posta sotto sequestro. Aperto il bando aiuti per le spese DAD, disponibili 24.000 euro per le famiglie. Si tratta di una iniziativa del comune di Lamon che vuole andare incontro a chi ha sostenuto spese per la didattica a distanza. ACC e Ideal Standard. Tutti in piazza, non arrendiamoci. L'appello del sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa ai cittadini per evitare la desertificazione industriale. Il primo cittadino invita l'intera provincia a partecipare alla manifestazione di domani, indetta da comune, diocesi e sindacati. Ho scritto alle massime istituzioni della Repubblica, mi appello ai bellunesi per una mobilitazione forte e visibile. Queste alcune parole del sindaco Cesa a difesa delle due aziende che vivono una crisi molto importante. Tavolo Idea Standard, fumata nera, si ricomincia lunedì. I segnali positivi in vista del possibile accordo ponti sono stati confermati anche ieri, ma non c'è ancora nulla di certo. Su il sipario, autunno a Trichiana, racconti di montagna per ripartire.
E poi da Sedico, cervo investito e agonizzante per ora. Nessuno chiama i soccorsi, ma tante foto. Mensa aziendale al servizio della comunità, 63.000 pasti. Si tratta della mensa aziendale di Luxottica. La generosità dell'azienda di Agordo ha portato nelle case dei più anziani 110 pranzi al giorno. È il bilancio a 2 anni dall'avvio dell'iniziativa che vede in sinergia Luxottica e servizi sociali. Ci aspettano alla porta ogni mattina per ricevere il cibo caldo e un sorriso. Il racconto dei volontari che in 17 comuni portano tutti i giorni i vassoi a domicilio. Sono tutti pensionati. Spesso siamo l'unica persona che vedono quanta sofferenza abbiamo percepito durante la pandemia. Una bella testimonianza dell'importanza di questo servizio e anche dell'accoglienza che viene riservata a questi volontari che si prestano a realizzarlo. Chiosco deserto con Arabba Fly, ma l'albergatore perde al TAR. Paolo Del Monego sconfitto nella battaglia contro il comune per gli sciatori sviati. Donazioni in calo, ma ora la svolta con forze nuove. L'assemblea annuale della sezione dei donatori di sangue di Alleghe ha tracciato il bilancio. Rinnovate le cariche con l'ingresso di giovani consiglieri, confermato il segretario Paolo Bellenzier. Dolomiti Superski, anticipo di stagione con realtà aumentata. Ieri a Milano presentati 450 impianti e 887 piste per ben 1200 chilometri. Ed eccoci a Cortina. Accorato appello di Don Brambilla, il decano. No alle smanie antivaccino. Il parroco ricorda la situazione un anno fa. Avevo il Covid come altri 200 in paese. Adesso i malati sono scesi a 14. Intanto i lavori al cimitero obbligano a rinviare la cerimonia in ricordo di tutti i morti della pandemia. Contributi regionali rischio sismico destinati a molti comuni bellunesi. Festa per i 100 anni di Elena, storica ostetrica del Comerico. Ha fatto nascere almeno un bimbo, 1.000.000 di bambini. In tanti ieri si sono fatti sentire e lei, lucidissima, ha risposto a tutti. San Martino, 2 concerti per il patrono. Domenica in piazza Filarmonica 1867 e Banda di Sedico. Domani al Fulcis Miriam Daldon e Orchestra del Veneto. E per lo sport, Polzotto, nuovo passo indietro. Siamo nel calcio e in particolare l'articolo riguarda la Dolomiti Bellunese, la formazione della provincia che milita in Serie D. Motivi personali avrebbero spinto uno dei 2 sponsor della Dolomiti Bellunesi a rinunciare alla delega alla prima squadra. A giugno era già stato sul punto di lasciare il progetto Fusione, che a questo punto sente suonare un forte campanello di allarmi. Polzotto, l'uomo il Talenti, aveva lasciato il posto in CDA cedendolo, sempre in quota gialloblu, a Bruno Longo. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi. Corriere delle Alpi che in prima pagina propone un articolo sui vaccini, in particolare su quella vicenda particolare che ha portato all'arresto di un medico. Vaccini fasulli a Noivax. Una mamma lo denuncia. Un bellunese aveva portato la figlia fino a Ravenna per farle avere un Green Pass falso. L'ex moglie scopre l'inganno sottoponendola all'esame del sangue. Arrestato il medico. E la fotonotizia del Corriere delle Alpi, Superski, tanta tecnologia per sfidare il post-Covid. Meno 15 giorni all'apertura della stagione invernale, numero 48, targata Dolomiti Superski. Il carosello sciistico riparte dopo un anno di stop forzato imposto dalla pandemia, con un prologo datato 27 novembre, al quale hanno già aderito in tanti, e all'orizzonte c'è una novità. Atteso il via libero dal garante della privacy a un'app per il controllo incrociato dello ski pass e del Green
Pass. Ma andiamo sulle pagine che il giornale dedica alla provincia di Belluno. Eccoci a questa sezione del giornale che comincia con un approfondimento sulla Ideal Standard. Avanti verso l'accordo. Lunedì il decisivo incontro a Venezia. Ieri in regione trattativa lunga 5 ore tra azienda e parti sociali per definire le regole per la cessione del sito. Si è anche discusso del finanziamento che sarà garantito al nuovo proprietario. E per quanto riguarda l'ACC, tavolo di crisi anticipato, sindacati, serve una svolta. E ancora, lettera del sindaco Cesa ai bellunesi, tutti a Mel per salvare il lavoro. Appello accorato dal sindaco di Borgo Valbelluna, in vista del sit-in, chiediamo al governo di dare il via a una politica industriale vera. Ricordiamo il sit-in programmato per domani, sabato 13 novembre alle ore 10 in piazza Papa Luciani a Mel. Galilei Tiziano e Renier al top della formazione. Si tratta di 2 istituti superiori di Belluno. A confronto, esami e voti universitari superati dagli ex allievi. La classifica stilata come ogni anno dalla Fondazione Agnelli. PNRR, risorse ai comuni, ecco come utilizzarle per progettare il futuro. Convegno oggi proposto dallo SPI-CGIL su questo tema. Eccoci alle cronache del San Martino. Volontari nel DNA, il San Martino a Giorgio Zampieri e Aldo Villabruna. Sul palco del Teatro Comunale di Belluno, ieri, l'ex presidente del Comitato d'Intesa e l'archeologo Rasera Berna, presidente del Consiglio Comunale di Belluno, il sociale lega la prima e l'ultima edizione. Massaro, in questi anni, il sindaco, in questi anni ci siamo sentiti piccoli di fronte alle persone che abbiamo premiato. E la cerimonia di consegna del premio San Martino al Teatro Comunale di Belluno era stata preceduta dalla messa solenne, presieduta dal vescovo Renato Marangoni nella cattedrale. Vescovo, stop agli scontri, ora è necessario fare gruppo. Nella messa dedicata al patrono, un cenno alle polemiche sul vaccino e alle crisi di Ideal Standard e ACC. In una società che per tanti aspetti appare un po' disgregata e anche dilaniata e che ha bisogno di recuperare un senso forte di comunità e una capacità di fratellanza e di collaborazione a beneficio di tutti e col rispetto della dignità di tutti. Animali investiti sulle strade. Un piano eviterà di farli soffrire. ISPRA ha approvato il protocollo della provincia per valutare l'aspettativa di vita. I capi che non sopravvivono saranno depennati dal numero dei cacciabili. Ludopatia. Dopo la pausa Covid si torna a giocare d'azzardo. Oltre 250 gli utenti in carico al SER dell'ULSS 1 Dolomiti negli ultimi 5 anni. L'ULSS organizza a novembre degli Open Day a Belluno, Feltre, Auronzo e Agordo contro appunto la ludopatia, una malattia, una dipendenza che ha già rovinato e rischia di rovinare ancora molte famiglie. I sindaci diventano camerieri per aiutare i disabili in piscina. Venerdì 19 novembre a Villa Pad di Sedico la serata organizzata da Gocce di Sole. Parte del ricavato verrà devoluta per acquistare un sollevatore da installare nella piscina di Lambioi. Da Massaro a Padrin, ma anche De Pellegrin, Perenzin e Deon in molti per un giorno saranno impegnati al servizio ai tavoli. Una manifestazione certamente significativa oltre che utile.
Il presidente della provincia Padrin: alle province serve più personale per dare risposte. Questa è una delle sue sottolineature dell'intervento che ha compiuto a Parma all'Assemblea della Unione delle Province d'Italia. Ed eccoci alla pagina dedicata a Feltre. Finanziamenti alle imprese. Aderisce anche Appia CNA. Il comune mette 20.000 euro per consentire l'accesso al credito agevolato. Con le banche partner dell'operazione si possono movimentare 240.000 euro. L'assessore Irma Visalli: la ricaduta positiva sarebbe la creazione di nuovi posti di lavoro. Monte Coppolo e Via Pagana. Aumenta l'offerta turistica di Lamon. Completati 2 interventi dedicati agli appassionati della montagna e a chi ama la storia. I cantieri resi possibili dai finanziamenti del Fondo Comuni di Confine, del GAL e del Comune. Pedavena: è tempo di mercatini, debutta la Proloco nel Parco della Birreria. Addio a Gemma Basei, storico cuore di Anteas, era una colonna dei pensionati CISL. La cronaca viene da Cesio Maggiore. Gemma Basei si è spenta a 83 anni nella sua casa di Dornian. Oggi alle 15 i funerali nella chiesa di Pez. Disegnare le barche a vela, anche così si va per mare. Sonia Masocco, appassionata di vela ed ex surfista, si è creata un'attività sfruttando un hobby. Conoscendo la materia, riesco a riprodurre ogni minimo dettaglio di qualsiasi imbarcazione. Le richieste le arrivano ormai da tutto il mondo e il suo canale social è seguitissimo. Limana: foreste danneggiate, sì al piano sperimentale di rimboschimento. Safilo accende i punti luce per l'infanzia. Siamo a Longarone. Accordo tra il gruppo e Save the Children per contrastare disagio e situazioni di difficoltà con 20 centri educativi. Sospirolo: via Vicinale Pradan, Comune e Unione la sistemeranno. I 2 enti pagheranno a metà i circa 19.000 euro di spesa per i lavori urgenti sulla strada ridotta in condizioni precarie dagli ultimi eventi meteo. Alleghe: i lavori del canale Salvalago in appalto entro fine anno. Soddisfatto De Toni: l'opera di Veneto Acque contrasterà le esondazioni. In caso di eventi meteo permetterà di arginare l'eccessivo innalzamento. Addirittura la pulizia dei detriti del bacino, restano solamente 30.000 metri cubi. Riavere il medico fisso, il sindaco di Alleghe spera avvenga da inizio gennaio. Valbiois: museo a cielo aperto dedicato a Papa Luciani. Presentato al ministro Dario Franceschini il progetto di valorizzazione che prenderà forma in vista della beatificazione di Papa Luciani. Cortina: un punto tamponi a ridosso delle piste, progetto pilota nell'area di Socrepes. L'iniziativa è di ISTA e del gruppo Farmacie Boots. Sarà aperto agli sciatori ma anche a chi lavora sugli impianti. Se questo esperimento darà risultati, i risultati sperati, coinvolgerà subito dopo Cervinia e Courmayeur. I costi saranno quelli dettati dal Ministero. Il Green Pass arriverà entro 12 minuti. Bob: il Piemonte non molla la presa. In campo anche Cirio, il presidente di quella regione. Il tema è quella di dove sia meglio realizzare la pista di bob per le Olimpiadi del 2026, se mettere a posto quella di Cortina o riattivare quella che era stata costruita in Piemonte per le Olimpiadi invernali del 2006. 5 comuni premiati dai fondi del BIM dell'Adice: Cortina, Auronzo e Alto Agordino. Quest'anno arrivano dai sovracanoni idrici 237.000 euro, divisi in parti uguali.
Gestione delle foreste come elico confronto per disegnare il futuro. A Casada si discute del progetto di Riambientiamoci, riflettori accesi sulle strategie per sviluppare il settore. A Auronzo, bivacco Fanton, gradimento alle stelle, e a primavera lo miglioreremo ancora. Feedback positivi a centinaia sono giunti sia alla sezione CAI e sia agli architetti progettisti. Le cellule fotovoltaiche lo renderanno autosufficiente. CAI, serata al Cosmo col presidente Frigo a Pieve di Cadore alle 20:30. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.